Amici bellini, è un martedì pazzesco, non potevo esimermi dal tornare a fare i video, mi sono fermato addirittura per un giorno. Come si fa? Non si può fare, ma avete sentito? Perché poi i guai, perché è importante. Parliamone. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei bellini, io chiedo scusa, ma avevo il che fare, ho fatto una serata musicale, ho fatto una cosa, tra l'altro era di pomeriggio, una cosa bellissima, in città, sotto i bombardamenti. Benvenuto Sugo Pisa, ma a me questa maglietta incendiaria non mi piace e allora la cambio un attimo, così poi parliamo di Higuaín, della Bobo TV, perché è importante. È 1 e 2. È 3, col cartellino ancora è tutto. Questa è la versione di Meret, però è la versione dove io ho scritto caffè, ovviamente. Lo potete immaginare, quell'altra sta scritto no, abbiamo concluso, avevate indovinato, era facile da indovinare. Caffè Napoli 1926, ma queste magliette le trovate sul sito calciostore24.com e non dimenticate, perché se dimenticate siete fessi, di utilizzare il coupon, il buono sconto 1926 a numero, così com'è, così vi danno ulteriori sconti. Le magliette arrivano quando devono arrivare, ogni tanto sapete comunque è difficile, arrivano da lontano e quindi c'è un po' il tempo che bisogna fare, ma trovate in descrizione tutto quello che dovete trovare, numeri eccetera 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 eccetera. Ci sono nuovi secondo me articoli anche interessanti, vi potete divertire. Signori miei, la Bobo TV prima di tutto è il futuro. È il futuro della discussione calcistica. I giornalisti stanno indietro di 100 anni, i giornali, le TV, siete vecchi, lo volete capire che siete vecchi? Sei vecchio? No, non sono vecchio, dicevo, sono un genio non invecchia mai, diceva Beppino. No, sei vecchio e stai zitto, perché questi qua non solo invitano personaggi che non si fanno invitare dalle altre cose perché siete vecchi, perché poi c'è il rapporto personale, loro sono amici, se la fanno la chiacchierata bonaria, tranquillamente si fanno 4 risate, ma hanno giocato, hanno l'esperienza, ti possono portare aneddoti importanti. Cassano quando dice quelli mi avevano multato e hanno detto sì, è fuori rosa perché non si allenava, sì, è perché aveva fatto lo scherzo a quello che gli aveva tagliato il pantalone, 150.000 euro di multa. Sono cose che ai tifosi interessano di più, perché basta con queste frasi fatte che ci propinano i giornalisti, sono tutte frasi fatte, sono cose che io ho la fortuna di poter invitare giornalisti di un certo livello e quindi quando li posso selezionare so cosa vi porto e voi ve ne rendete conto. Nell'ultimo video noi abbiamo debancato un falso storico, nemmeno una banalità, un falso storico del fatto che il Napoli, che all'epoca il San Paolo tifò tutto per l'Argentina contro l'Italia. Non è vero, e ci sono stati anche i commenti di Pepsi che ci ha dato la testimonianza. Eravamo era allo stadio, si è tifato per l'Italia, punto, basta. Maradona ci ha ringraziato che non abbiamo fischiato moltissimo, ma comunque ci sono stati, quindi è importante capirci sotto questo punto di vista. Ma il signor Higuaín ci dà un paio di spunti interessanti. Io me ne sono segnati qua qualcuno sul tacchino di questi sono i fazzolettini di Popeye, del pollo fritto. Lasciamo perdere. Allora, il primo spunto che ci dà il signor Higuaín è che lui se ne voleva andare. Ho parlato con mio fratello, me ne volevo andare dopo i 2 anni di Benitez. Lui già ma sta arrivando, perché sta arrivando quello dell'Empoli, lo dice proprio, sta arrivando l'allenatore dell'Empoli, ma già fa voglio vincere qualcosa. Lui già era con la mente ad andarsene e quindi importante, è importantissimo. Primo spunto. Dopodiché ci parla 5 minuti. Questa è una cosa che io vi dico sempre: i giocatori pesano gli allenatori quando ci parlano, si rendono subito conto, giocatori specialmente di una certa esperienza, uno che viene dal Real Madrid sa se sta parlando con un impostore o con uno che ne capisce, uno che ti può far fare bene. 5 minuti di chiacchierata, come Koulibaly con Benitez, si cresce, ci si capisce e si lotta insieme. E infatti quell'anno Higuaín fece il record dei 36 gol
Ma signor Gonzalo, ti sei appropriato poi di un record che invece non è tuo, perché nella discussione con Adani cose, ma che calcio giocavate? Un attimo, sì, perché giocavamo un bel calcio anche il primo anno, però il percorso non era ancora completato. E Sarri il primo anno, cioè si giocava col trequartista, l'idea era Higuain Mertens con Insigne dietro, cose che non funzionarono, e poi dopo si passò al 4-3-3 famoso, celeberrimo. Ma questi 91 punti te ne sei appropriato tu. I 91 punti li fece la Juve quell'anno del record dei 36 gol tuoi, caro Gonzalo. Noi Napoli, che a te non te ne frega, ne facemmo 82. Siamo lontani. Poi dopo l'anno successivo che te ne andassi tu, 86, e l'anno successivo ancora 91. Quindi attenzione ad appropriarsi di record e di cose bellissime. E lui ma che ci vuoi fare quando la Juve no, attenzione, hai fatto un po' di confusione. Strano, perché comunque vedo che ti ricordi tutto, il Villarreal, la partita con quello, buona memoria, tranne sul fatto che ti sei appropriato di questa cosa qua. Ma ti perdono, sai perché? Ti perdono perché a fine intervista della Bobo TV, che tra l'altro io trovo interessantissimo per i discorsi che vi ho fatto prima, se Cassano semplicemente gridasse un pochino di meno, perché grida... Non gridare, Antonio, non gridare. Poi dicono che la gente del sud grida e trapana, eccetera, eccetera. Rappresenti un poco quegli youtuber là. No, non gridare. Si parla di calcio, come Adani, come via. Il povero Nicola Vendel che non parla proprio. Posso dire me la rido. Lui ci fa un discorso alla fine sulla vittoria, e questo noi dovremmo farlo nostro, ragazzi, perché noi siamo in un momento in cui dobbiamo crescere come tifoseria, visto che la società non cresce, la vedo difficile. Dobbiamo convincerci noi che vincere non è importante. Dobbiamo ed è strano che lo debba ripetere, ma vincere non è l'unica cosa che conta. Higuain ce lo ripete, lui aveva delle cose, ha fatto di più di quello che pensava di poter fare come sogno, come bambino che sogna di giocare a pallone. La vittoria finale non è importante, è importante arrivarci nelle finali, perché cresci, perché questo ti porta a crescere, eccetera eccetera, ma alla fine che importanza ha? E noi come squadra che difficilmente vince, tranne quando c'era quel signore là, perché prende una squadra che quasi stava retrocedendo e ci porta piano piano a vincere, cosa che probabilmente non si ripeterà mai più. Non pensiamoci nemmeno, pensiamo di poter rimanere lì e dovremmo esserne contenti, galleggiare in queste zone, lottarcela per l'Europa. Secondo me dovremmo essere fieri e contenti, e dovremmo però sposare altri progetti. A un certo punto Cassano parla del loco Birsa. Ebbene sì, ragazzi, noi dovremmo sposare progetti di bellezza, progetti di situazioni imponderabili, cose rivoluzionarie. Noi dobbiamo stare uniti, squadra popolo, squadra città. E qua altra tirata d'orecchie a Higuain: giocare per la nazionale è un'altra cosa, giochi per 40 milioni di persone. Quando giochi con il club difendi solo la tua città, solo la tua città. E difendo la città, la cantavi anche tu, difendo la città, e invece non te ne fregava proprio. Per questo sono importantissimi questi video e gli spunti che ci danno. Dopodiché c'è anche un accennino alla situazione Sarri, era una bella domanda quella di Lele Adani, e lui ci fa capire che praticamente se Sarri vuole giocare a due tocchi e i giocatori della Juve non ci piace sul fatto, perché gli piace toccare il pallone un po' in più, il dribbling eccetera eccetera, Sarri non vuole giocare tiki-taka orizzontale, Sarri vuole fare ta-ta, sponda, uno avanti, uno indietro e uno nello spazio. Ce lo ricordiamo bene, l'esempio fulgido del gioco di Sarri si vede nel gol di Insigne proprio con Real Madrid, da centrocampo, una cosa straordinaria che resta negli annali. Abbiamo vinto quella Champions? No. Ce lo ricordiamo quel gol a memoria? Ci emozioniamo? Sì. Questo noi dobbiamo cercare. Abbiamo vinto quel campionato dove abbiamo fatto 91 punti senza Higuain? No. Ce lo ricordiamo il gol di Koulibaly allo Stadium? Sì, questo noi dobbiamo cercare di emozionarci, perché questa è l'unica cosa che io chiedo al calcio e chiedo alla mia città e alla mia squadra. Se riusciamo a farlo, è bene. Se non riusciamo
riusciamo a farlo, ragazzi, non fa niente, non mi interessa che abbiamo perso Napoli, perché abbiamo pareggiato col Verona e non siamo andati in Champions. Ci ricorderemo anche quello, perché anche quella è un'emozione negativa, ma è un'emozione. Sono queste le cose. È importante non fare gli anonimi, cerchiamo di non essere gli anonimi, un po' Sampdoria, un po', capito, Udinese, queste squadre, Verona, Sassuolo. Cerchiamo di non rimanere negli anonimi e cerchiamo di lottare con Roma e Lazio, e cerchiamo di fare chi è meglio tra il centro e il sud. Per me è tanta roba, anche perché Mourinho e Sarri, cioè secondo me ci troviamo di fronte a un campionato che verrà, che sempre che ricordiamo il sempre che ce lo fate fare, sempre che non è studiato a tavolino, e sempre che le regole che sono scritte nei protocolli le rispettate e ce le fate sapere, noi ci possiamo ancora emozionare e possiamo farci il nostro campionatuccio di sfide personali, fatto di soddisfazioni, eccetera. Secondo me è importantissimo, quindi tirate di orecchie a Higuain, difendo la città che non se ne fotte proprio, i 91 punti spostati, perché li abbiamo fatti noi senza di te, proprio spostati proprio. Però mi piace il fatto che la vittoria non è importante, è importante la carriera che fai, è importante le soddisfazioni che ti togli a prescindere, e mi tolgo lo sfizio di aver capito quello che sapevamo già, il fatto che Sarri alla Juve viene fatto fuori dallo spogliatoio, praticamente dai giocatori che non mi piace Sarri, non mi convince, via, cacciamolo, poi arriva Pirlo, non funziona, via, e questo è. Da New York, Valerio Fluido è tutto, brava la Bobo TV, chissà se un giorno non riuscirò anche a coinvolgerne qualcuno, perché vedi, questo, io non arriverò a fare i numeri, a vincere la targa magari di YouTube, 100.000 iscritti così, ma mi tolgo delle soddisfazioni, e questo grazie alla mia community penso valga tutto l'oro del mondo. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè? mi ricordo come mi chiamo.